come che ti magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, bellezza della natura e ricette da imparare. Signori e signori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Gondola. Non perdiamo tempo perché la puntata è molto ricca, passiamo subito la linea a Leo per la parola di oggi. Leo, vai! Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cos'è in veneziano la scioppa. Dai canaglia, tocca a te. Allora, cosa vuol dire scioppa in veneziano? La linea passa a Raise, poi El Fontego. Cari spettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Raise. Oggi analizzeremo l'etimologia di un cognome veneto, in particolare il cognome Stradiotto. Diffuso soprattutto nel trevigiano, Stradiotto deriva dal greco stratiotes, cioè soldato. La sua diffusione è dovuta ai leggendari soldati a cavallo albanesi o greci al servizio della Repubblica Veneta nel Medioevo, chiamati appunto Stradiotti. Per oggi è tutto, l'appuntamento è alla prossima puntata. Bene, abbiamo parlato, grazie al professor Xe, del Stradiotto. E chi meglio ci può introdurre al suggerimento successivo se non il XVI Reggimento Treviso? Perché proprio il XVI Reggimento Treviso? Il XVI Reggimento Treviso è l'ultimo esercito di linea, di fanteria di linea, che ha combattuto contro Napoleone Bonaparte a Verona, nelle famose insorgenze che le chiamate anche Pasqua Veronese. Allora, come presidente tengo a precisare del XVI Reggimento Treviso, tengo a spiegare anche com'è la nostra associazione, un'associazione storica. È composta da 100 militi storici, generalmente di tutte le estrazioni sociali e di tutte le località del Veneto, anche fuori Veneto. È stato riproposto anni or sono proprio per riportare la storia veneta al posto che gli spetta e per far conoscere anche l'esercito veneto come era e come è stato. Abbiamo diverse divise. Quali sono le differenze e che corpi rappresentano? Allora, come possiamo vedere, alla mia sinistra è la divisa degli Schiavoni, erano leggenti provenienti dall'altra parte dell'Adriatico. Noi abbiamo una divisa di fanteria di linea. Poi dietro di me abbiamo una divisa da granatiere veneto, come potete vedere porta l'accendi-granate. Poi dietro di me abbiamo un alfiere del XVI Reggimento Treviso, di cui vediamo quella con lo standardo del reggimento, la bandiera reggimentale, era un ufficiale che portava generalmente la bandiera. Alto! Larghi! Alla mia destra ancora, per ultimo, vediamo la divisa dell'artiglieria veneta, del primo reggimento artiglieria veneta, con il colore gris de ferro, cioè grigio ferro, con il caschetto di ordinanza. Usavano il fucile, generalmente i 5 artiglieri che gestivano il cannone, uno aveva il fucile ovviamente come ultima difesa, ipotesi fosse preso il cannone. Come possiamo vedere, vi faccio conoscere anche le armi della fanteria veneta. Allora, la fanteria veneta utilizzava un moschetto ad avancarica e il modello si chiamava Tartagna, fatto da un colonnello veneto. Accanto alla mia sinistra invece possiamo vedere lo schiavone, che usa anche il fucile ma anche la famosa spada schiavona, una spada a lama larga con la gabbia, ed è una spada che sostanzialmente è stata usata per secoli e non è mai cambiata. Ancora ora, ad esempio, le truppe scozzesi con l'abito storico usano le schiavone fatte ancora dell'epoca di Venezia, perché Venezia ha avuto 40.000 schiavone alla Scozia. Bene, i prossimi appuntamenti per il XVI Reggimento Treviso quali sono? Sostanzialmente i prossimi appuntamenti saranno Castelfranco Veneto, sarà Pistola sul Brenta,
dovremmo essere anche a Noale e anche a Palmanova, diciamo nell'arco dei primi 4 mesi della primavera. Comunque c'è un sito Esercito Veneziano, oppure anche su Facebook Esercito Veneziano 1797. Bene, ringraziamo il 16° Reggimento Treviso per il suo contributo. Passiamo la parola a Leo per la soluzione. Portera, Palma! Salmarco! Portera, Palma! Salmarco! Portera, Palma! Salmarco! I domini di terra, i domini del mare per San Marco. Grazie a voi. Allora, vi avevo chiesto cos'era la scioppa. La scioppa è la doppietta da caccia. Ciao ciao. Bene, per oggi è tutto. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Puntuali, che non sia storia del Sorintento. Questa è la storia del Sorintento che dura tanto tempo e mai se destriga. Divo che ti accanta o gusto che ti adiga.